Parliamo di ecologia e della gestione dei rifiuti domestici. L'olio vegetale esausto, cioè dopo averlo usato per friggere qualche volta, non è corretto gettarlo nel lavello, disperderlo nel terreno. Finalmente ora a Codroipo saranno disponibili dei nuovi contenitori per il conferimento degli oli domestici, sempre con il ritiro porta a porta. Ho sentito parlare di 3.000 bidoncini, quindi non sufficienti per tutti. Sono più o meno 3.000 bidoni e è stata fatta c'è la possibilità di farne richiesta o tramite l'AET stessa o direttamente da noi. Se non vado errato abbiamo pubblicato anche sul sito il modello per fare la richiesta, e quindi chi ne avesse volontà o necessità o che avesse coscienza, perché qui stiamo parlando di coscienza ambientale, e anziché buttare l'olio nello scarico del lavandino, che poi entra tutto nel circuito di purificazione dell'acqua, o buttarlo a terra negli orti, è opportuno che ci faccia la domanda per avere la possibilità di utilizzare questi bidoncini, che sono anche carini tra l'altro da vedere, pratici da pulire, quindi non occupano spazio, contengono, se non sbaglio errato, 3 litri di olio, quindi a sufficienza per l'uso domestico. Diverso è invece il discorso per gli oli esausti di tipo industriale, di cui noi capofila rispetto ad altri in Ecopiazzola abbiamo aperto il codice per lo smaltimento, che significa che chiunque, sempre uso privato, mai uso professionale industriale, ha la necessità di avere degli oli per il cambio dell'olio delle macchine, del rasaerba o di piccoli attrezzi uso, tra virgolette, domestico, di hobbistica, può raccogliere l'olio, portarlo in Ecopiazzola, ovviamente con tutti i crismi e le procedure che si usano per entrare in Ecopiazzola, e può dare agli serventi il bidoncino che viene versato dentro un contenitore più grande. E quindi anche questo è un servizio che viene dato ai cittadini, anche perché questo, se, come abbiamo anche notato, venisse disperso nell'ambiente, creerebbe qualche danno in più. Ci siamo assunti un rischio perché finché il bidone è riempito da olio esausto, e di uso chiaramente abbiamo detto industriale, va tutto bene, anzi diciamo che può diventare addirittura una risorsa che poi viene riutilizzata all'interno del ciclo di miglioramento dell'utilizzo dell'Ecopiazzola. Però basta che uno scellerato o chiunque, anziché sversare dell'olio, come dicevo prima, di semplice uso da macchina o da attrezzatura hobbistica, versi degli oli un attimino più acidi o inquinanti, che tutto il bidone deve essere 200 litri, deve essere buttato via, con costi non indifferenti per lo smaltimento a carico del comune e di conseguenza della comunità. Comunque abbiamo ritenuto che questo fosse un servizio necessario, ed è già un anno che questo è un servizio attivo all'interno dell'Ecopiazzola di Codroipo, nella piccola di Moro 2. Se io lo richiedessi, ma fossi il 3001esimo, posso raccoglierlo nella mia tanichetta e portarlo al centro raccolta rifiuti? No, sono due cose assolutamente differenti. Un conto è l'olio uso, come ho detto, industriale, e un conto è l'olio esausto uso domestico. E se sei il 3001esimo, noi stiamo già attrezzandoci per cercare di riavere ovviamente i fondi provinciali, o se no di mettere a disposizione del nuovo bilancio comunale una somma tale per poter rimpinguare, diciamo, la disponibilità di questi contenitori. Speriamo di arrivare presto alla definizione del nuovo bilancio, con tutte le difficoltà, gli annessi connessi, le norme che continuano a cambiare, quindi di poter mettere a disposizione anche di altri cittadini questa opportunità. Non sono esauriti i bidoni, quindi al momento non c'è proprio questa corsa al recupero del bidone, assolutamente. Quanti ne occorrerebbero per coprire completamente le esigenze delle famiglie? Diciamo, se facciamo un conto così della serva, che ci servirebbero più o meno un 5.000 bidoni, o bidoncini, chiamiamoli così. Quindi siamo a poco più della metà in questo momento.
però ripeto, non c'è ancora l'esaurimento di questi bidoni, anche perché probabilmente la gente pian piano ne sta venendo a conoscenza, pian piano ne conosce i vantaggi, e io spero che questi vengano esauriti, perché vuol dire che il messaggio è arrivato un po' dappertutto e che la gente comincia a fare un buon uso, una buona pratica di smaltimento del rifiuto, anche per quanto riguarda. Per il Ponte News, Marco Mascioli.